La provincia ha messo in pista degli interventi d'urgenza che vedranno il Galileo Galilei essere oggetto di interventi di messa in sicurezza a partire, mi dicono che il bando di gara è in corso e ci vorranno ancora 3 settimane. Consentiranno di mettere in sicurezza anche la struttura. Oggi è chiusa perché quell'allagamento lì ha evidenziato delle carenze strutturali. Entro la fine dell'anno saranno risolte le carenze strutturali, poi bisogna fare le opere di rimessa in pristino di pavimenti, intonnici e quelle cose lì, sui quali stiamo lavorando e verosimilmente io credo che l'ala sarà agibile per il mese di febbraio. Prendiamoci un po' di tempo in più. Abbiamo intercettato fondi per circa 6 milioni per l'ampliamento e l'adeguamento sismico del Galileo Galilei, tutte cose di cui il dirigente scolastico è edotto in virtù di un incontro che abbiamo fatto prima delle ferie, così come ne avevo fatto uno con i genitori. Posso capire che le aspettative fossero che la cosa rientrasse in tempi più brevi, ma purtroppo così funziona con la burocrazia. Abbiamo delle procedure da rispettare e le stiamo rispettando. Ai genitori e agli studenti dico: attenzione, non è una situazione tra le migliori, ma è comunque in sicurezza e così è certificato dai nostri tecnici. Dico di pazientare ancora un po'. Non abbiamo chiuso alcuna scuola in provincia di Treviso indipendentemente dal fatto che non vi fossero le risorse necessarie. Oggi questo è il picco in negativo di quella riforma che vede interessate le province, che ha visto interessate le province.